Viajando, il viaje va empezando, fronteras voy. Con Gianpietro Bellan festeggia 50 anni di questo straordinario Scanopalo. Com'è cambiata questa spiaggia in 50 anni? Tantissimo rispetto, non so, provate a guardare qua un attimo per capire dove eravamo e dove siamo arrivati, insomma, praticamente, alla grande, dai. Abbiamo cominciato praticamente nel 1968-69, lì più o meno. Ecco, tu un'altra volta mi dicevi che è una caratteristica di essere la spiaggia selvaggia del Delta. È un valore aggiunto secondo te? Ma in questi ultimi anni qua, a mio avviso, è sicuramente un valore aggiunto, perché diciamo che è alla ricerca di queste spiagge qua. Tantissima gente viene da noi proprio per la tranquillità, per l'ambiente, insomma, ecco, il verde, tutto, e abbiamo anche, come abbiamo detto anche l'ultima volta, l'acqua che è meravigliosa, diciamo, no? Mi piace il mare, almeno sono qua, sono tranquilla, mi piacciono anche molto le persone. Ecco, dicevano che Boccasette è la spiaggia forse più pulita del Delta, secondo te? Boh, avendo lavorato anche in altre spiagge, sì, più pulita non lo so, però è una delle più pulite, ecco. Cosa vuol dire secondo te? Relax, divertirsi, mangiare bene, stare in compagnia. Viajando, mi viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrarte a ti. Navegando. Io con i miei genitori che mi hanno portato qua lavorando piano piano, poi ne proseguo, ecco, senza dilungarmi più di tanto, ne proseguo degli anni con la mia famiglia, i miei generi, sì, devo dirlo, abbiamo Alessio e Davide, che naturalmente è il cuoco, che in questi ultimi anni qua magari qualche spaghetto spero che vi sia piaciuto, insomma. A parte quello, siamo arrivati qua, siamo contenti di essere qua e vedere la nostra spiaggia che insomma, diciamo che c'è una bella affluenza, dai, ogni domenica quando la spiaggia qua è bella c'è una bella affluenza e di conseguenza ringraziamo tutti per questo e spero che sicuramente vi piace anche come territorio. Io volevo ringraziare, oltre tutti voi che in questi anni siete stati sempre più numerosi, e questo significa che pensiamo, speriamo di lavorare bene. Un ringraziamento soprattutto al nostro staff di oggi, ma come dicevo anche quello di questi anni che hanno contribuito anche loro a fare in modo che arrivassimo a festeggiare 50 anni. Grazie a tutti. Oggi sono qua per dire grazie, dico grazie alla famiglia Bellan perché non è facile, no? 50 anni del mondo del commercio è una scommessa, io vengo da una famiglia, tra l'altro, di commercianti e so cosa vuol dire, ci si gioca del suo, cioè la questione imprenditoriale vuol dire metterci del proprio, metterci dei soldi, delle economie, del tempo e soprattutto quello che fa la differenza e lo fa per ogni attività che va bene, per ogni lavoro che dà i suoi frutti, nella politica così come nell'attività giornaliera della passione ed è il motore di quella macchina che fa muovere tutto, fa muovere il mondo, fa muovere questa spiaggia meravigliosa da una delle parti del Delta
di uno dei comuni, non me ne voglia nessuno, che per me, che a casa mia è il più bello del mondo, però che soprattutto, ripeto, rispecchia quello che ognuno di noi ha da dare. Ecco, questo, il mio grazie conclusivo è proprio questo, grazie per la passione, per la volontà, per la voglia di crescere, perché se non si ha voglia di crescere, di alzare quell'asticella, non si arriva da nessuna parte. Famiglia Bellan rispecchia questo, ed è per questo che oggi nella mia fascia vi dico grazie, glielo do a Isabella e non a Gianpietro, perché Gianpietro è parlare, perché fa bravo, quindi insomma io farei un bel applauso a loro, un bel applauso a voi che venite qua nel nostro grazie. Viajando, mi viaje va empezando, fronteras voy cruzando para encontrarte a ti. Navegando, siento que estoy volando, la luna va sondeando, qué ruta he de seguir. Volaré y nunca miraré para abajo.